Isotta, Isotta, dai che ce la fai, che denetare non finisce mai. Eccomi qua, laureata in fisica nucleare, col massimo dei voti e disoccupata cronica. E tutto perché dica ancora da scoprire l'atomo. Massa presto son nata. E questo sì lì de Tristano e me fa: Isotta, vieni qua! In pizzeria! Con Laurezio lo trovammo! Io t'ho già dato opportunità! La possibilità di un'occupazione, di ricerca, di risistemazione, spaziando in vari settori. Sì, sono qua, che ricerco, che sistemo, lonto e sporco, spaziando dalla cucina ai cessi. Bell'affare! Isotta! Isotta! Ma è possibile? Ti sta sempre a lamentare, piezzica! Giro la testa di qua e ti lamenti, giro la testa di qua e ti lamenti! Si vede che sei del nord! Non c'hai mai voglia di lavorare! Isotta, un litro di quetò! Isotta, un litro di quetò! Un altro! Ma non te vedi via che brutta scimmia che te hai intorno? Sì, ma mi domani la me passa! Isotta! Lo sai che Mogge è il nostro migliore cliente! Buttali subito, come dite voi, un litro di quel bon! Hai capito? Senza scrupoli, ah! E sì! Tu mai sta sobrio una volta in vita tua? Una volta sì che sono sta sobrio! Che brutta esperienza! Visto che assomiamo con che facevo, meglio di smentelarsi di certe avventure, sperando che noi te ricapita. Isotta! Portami anche una ciotoletta di noccioline, tanto per asciugare su una pianta e stomaco. Chissà che parla adesso, Mordred o Citta? E anche un po' di acqua! Acqua? Miracolo! Vedremo Mordred bere acqua! Bere acqua! Mai! Mio nonno mi diceva sempre di stare attento ai mischiotti. L'acqua, la miscela di panettone, il vestito. E il bicchiere di prima, il pandea. E te pareva? Isotta! È così che ti ho insegnato io, Lo sai! Il cliente sempre ragione. Da Tristano pizza tutto l'anno. Quante? Con una Tristano si scrive con una N. Ma cosa vuol dire? Che qua si può mangiare ogni giorno. A posto siamo. Se si può mangiare ogni giorno vuol dire che bisogna lavorare ogni giorno. E le ferie, permessi per il parto, licenze matrimoniali, neanche a parlarne. Avevo mica pensato a tutte queste robe. E lavoretto mi osservo da un'altra parte. E qua che venirò solo quando che mi fai sarà in ferie. Pensare che io avevo messo tutta la mia buona volontà, qua va a finire che mi frega prima di cominciare come l'altra volta. Quale altra volta? Ma sì, mi ero messo d'impegno e mi avevo trovato 2 lavori contemporaneamente. 2 lavori?
Vabbè, la potresti dire? Sì, e pensate da dividersi a seconda del tempo e del clima. E cosa dovete fare? Per i primi 6 mesi dovevo fare il guardia spiaggia. E per gli altri sì, quello che ti metti la carreghetta sotto il culo che ciappi schifo. Dov'è? Però? Sì, ma non conviene accettare. Pensa chi voleva che andessi al mare di sta e in montagna d'inverno. Sono io, siamo lì. Al mare col caldo e in montagna col freddo. E per far cosa? Per far fatica. Ah, senti questo? Ma penso che fa sul piso se mi affaticoso. Beh, intanto si sta fermi. E se vuoi proprio saperla, quando che si parla di roba da mangiare davanti a me non passa nessuno. Ma sapevo mica tesori, buono. Pensate che una volta ho fatto il baccalà. E ti seguo bene. Insomma, sono mia stato tanto bravo a tenere la testa sotto l'acqua senza respirare, ma... Ma se parlavo, se tesori buono far da mangiare, non siamo. Sì, dai, una volta ho fatto il coniglio. E ti seguo bene. Sì, lei sta buono, finché non vuoi fissare il fuoco sotto la pegnata, dopo lei salta fuori e lei scappa via come un leone. Ma vedo cucinarlo vivo. E l'avevo anche a coparlo, sono io un assassino. Insomma, detto arti culinarie, se fermio al baccalà e coniglio ruspante. No, mi accavo bene anche con gli uomini. A romperli! Isotta, 1 litro di quel per festeggiare il campione dei culi in aria. Ora cominciavo a sentire dei crepetti al fegato. Isotta, da bere per tutti. Per il pappagallo, Gio. Buono e bello. Un po' brutto, ma veramente bello. Isotta, un poco di meglio per il pappagallo e ciao a Tristano che ora proporre una fame. Viva, prendiamo la fortuna. E che finalmente potremo trovare la donna dei nostri sogni. Insomma, scusa un attimo, ma se mi trovo la donna dei miei sogni, cosa gli faccio di mia moglie a casa? Siete sposati, morte? Sì, e siamo una coppia perfetta. Mia moglie è un segno di terra e mio uno di acqua. E insieme fai un pantano. Tristano, dice 2 ubriachi che parla col pappagallo in versamento e un terzo lì che, oltre che voler dargli da mangiare, deve proporti un affare. Picciotti! Ecco perché non parla! Non è mio un pappagallo, lei è un piccione! Ma i piccioni mangiano il figlio! E noi che passa male e beva che Dio fa in cosa? Poi picciotto, che peccato, stai ubriaco! No, sono così di natura, grazie. Senti, Isotta mi disse che... Che oggi è la sua giornata fortunata, signor Tristano. Anzi, un po' il cambiare nome e chiamarsi Allegrano. No, ma tu, vedi su qualcosa, guarda, perché hai un alibi tutte uguali. Se non ho capito male, vuoi parlarmi d'affari? Sì, da un po' in sta pizzeria finalmente si potrà mangiare decentemente e tutto quel che si vuole. Se credi di fare lo spiritoso qui dentro, mi sa che sei bevuto il cervello. E che sta solito? E si accorge subito cosa che si bevuto. Da un po' sotto la scritta Tristano, pissa tutto l'anno e puoi aggiungere Arthur. Interessante! Ah, così tu saresti un pizzaiolo! È il migliore che c'è sulla pizza, sulla piazza. Ah, bene. Comunque, sai, per ogni assunzione ti devo mettere alla prova. Sai, così, per vedere le capacità dei candidati. Anche amico, sapevo l'esame da missione. A colpire spassano sulla turca. E continua a colpire, va!
Senti, torniamo a noi. A tu? Sì. Ti chiami a tu? Sì. Che nome da preservativo. Senti, mi sapresti fare la margherita? Subito, signor Barone. Ah sì, già mi pisa preferita. Anche a me mi piace il margaritas. Giorgi, il vostro compare deve ritenersi molto, molto fortunato. Gli è capitata la pista più facile che ci sta. No, praticamente ci sta di tutto. Ma io vedo, niente mia, un upinetto. Ah, e come va? Minchia, già fatto. Mi piace i tipi romantici. Per fortuna che Dio l'angolo mi sono un fiorista. Margherita. Margherita. Tu mi prendi per lo culo! Tristano, daghi un'altra possibilità. Cambia fiore. Poi cosa le erbe? Un amaro digestivo. Un'altra possibilità, esatto! A costui! Va bene, diamo un'altra possibilità. Senti a Gio! Che mi sai fare? La capricciosa! La capricciosa? La capricciosa! No, no e no. Adesso non ho mia voglia che do le mie robette. Mi prende per lo culo, mia! Ah, mia, mi prende per lo culo! Tristano, daghi un'altra chance. La capricciosa si può farla a tutti. Nostra, con tutte le malattie in giro. Lascis, Ladix. In vino veritas, in scarpe Adidas. Ma se meglio stare coi piedi per terra. E camminare sempre posate il muro che si sa mai. Poi mi traduci cosa hanno detto, hai capito? Comunque! Ti do un'altra possibilità. Solo perché me la rifido. Hai capito? A tu. Va bene? Senti a tu. Che gli facciamo fare? Oh, calzone. Oh, calzone. Mi sai fare un calzone? E il calzone? Come uno? Fammelo ai 4 formaggi, fammelo, va. La sera soggiornata fortunata. C'è una settimana che non mi lavo il piede. Forse hai 4 formaggi. E sarà anche quello che mi vai. Oh, stavolta smeglio che te muovi. Mi astengo nel chiamarti cretino per non passare da adulatore. E fuori lo dico io. Ti fermi. Oh, lasciami. Volentone. E come torna? A uno dei gesti. Malemma. E tu, una coriera spuncasso in nascere. Ma volevo guidare una corriera. Oh, mi saluto. A vuoi allenarmi al forno? No, ma io mi capivo se ti hai detto Cristano. Cristano è il mio diritto di andare fuori. E fuori cosa che sei? È il forno. E il forno a cosa serve? A fare le pizze? Ignoranti. Ma non l'avevo mica capito. Ma sono proprio un mago. Io avevo capito parlato. Ma a me pare che ti capisci sempre pampa. Piasca, ma si lo sono. Sì, ma questo nuovo apparecchio acustico che va che brucia. Vedi che tipo sei? Mezzogiorno manca un quarto, aspetti un'ora. Buongiorno a voi signori cavalieri. Ma come fai a sapere che sono cavalieri? Che sia un mago. Prova a fare trasformare l'acqua in vino.
Le presento sul mago Merlino. Porco, il famoso mago Merlino. Quello dello zucchino d'oro! Oh, mago, a me piaceva un sacco quando che ti facevi il numero del coniglio. Ma sicuro che sono sveglio! Ma no! Parsifal parlava del sugo del coniglio! Ah no, non so mia voglia fare il suo col coniglio. Però una volta che avevo un bel trucchetto, facevo sparire un grosso coniglio. E come funzionava? Non so se mi interessa come funzionava, ma vi racconto lo stesso. Acciappavo un grosso coniglio bianco e lo mettevo sotto un telo scuro e contavo fino al 3. E al 3 e spariva e nessuno mai capiva come che facesse. Maestro, puoi dirmi che trucco che sa? E chi lo sa? E sarà il coniglio che sarà bravo! Faceva tutto lui! Dai mago, dai! Fare una magia! Una magia? Cosa voglio che faccia ormai su un vecchio? Ma se solo io mi ricordasse cosa che viene dopo Abra! A fare sparire tutto il pubblico! Perché no? Tanti che sa pagare! Mi dispiace se si nega, ma mi adesso cercavo Arturo! A te vorrei dire Artù? No, se passai i tempi per io tu! Dico dito, Artù, lo che io ho visto! Ma sai appena sta assunto da Tristano! È bravo, sento! Ma non sta a domandare che fare il calzone per carità! Ciao mago, adesso mi te saluto perché ho una moglie a casa che mi aspetta e purtroppo ella non ha la mia memoria che ti aspetta. Don Carlino, devo andare via anche a me perché ho un nuovo lavoretto che mi aspetta nuovo. Guarda, sento che anche a me quando empezare il piccino facevo il suo del coniglio. Però mi sconfondevo sempre tra i libri del Kama Sutra e quelli dell'illusionismo. Però a conti fatti è riuscito a tirare fuori il coniglio dal cilindro in 69 posizioni differenti. Ciao Marlino! Ciao! Un libro per ricamare la frutta? Non lo avevo neanche mai sentito! Ma dove che si andava? Artù! Lino! Oh Artù, finalmente ti trovo! Dai, sbrigati! Ma come ti sento vestito? Sono diventato imprenditore in me stesso. Cosa? Sei pericolosissimo giocare tori così spesso! Proprio te, che la storia ti dà riservare un posto d'onore! La storia di te. Bravo! Che ti manca una storia! Speriamo che non sia niente di male perché devi essere in forma per il torneo! Ma non sta a preoccuparti! Sono qua a aiutarti! Dai! Andiamo che c'è un sacco di robe da fare! Sì, che c'è un sacco di robe da fare qua. Bisogna cambiare qui i tavolini, dite appena fatica a girarli intorno quando che avrò il mio bar, che sarà solo tavoli rotondi. Va bene, ma adesso tu su una spada o un bastone! Che dobbiamo correre al palazzo se vogliamo ciappare le coppe e i denari! Coppe, denari, bastoni. Andiamo a far cosa, paese? Una partita a scopa? Bravo! Ti capirai tutto a suo tempo! Andiamo! Ma Niente ma! Sento come si fa a far stare un idiota sulle spine! no, come si fa? Te lo dico domani! Mordred! Cosa fai tu? Sto cercando il muso di Aciame! Sì, ma lei 20 centimetri di là. E perché dovrei spostarmi lì? Con la pazienza e la perseveranza si ottiene tutto. E se se vado
come ti dice? E a terra e a gira, prima o dopo il muso vuoi che passare per di qua. Pizzaiolo siciliano, un favore fai tu, se puoi assumi al tu, fra margherite capricciose e tirolesi, 4 stagioni e 12 mesi, a fare pizze è un vero campione.